Siamo con il direttore del Gazzettino Roberto Papetti, siamo un po' in trasferta, anche se il Gazzettino è un giornale nazionale. Siamo in Friuli Venezia Giulia per il premio Natale 2013, le ricette. Sì, è un piatto di Natale, questa volta siamo a Pordenone perché il bacino in realtà di lettura del Gazzettino va oltre il Veneto e in particolare Pordenone, anche per i suoi legami con la marca trevigiana, è sempre stato un nostro territorio. Abbiamo deciso di fare questa trasferta anche perché le contaminazioni non solo linguistiche ma anche culturali e anche quindi gastronomiche tra Veneto e questo pezzo di Friuli sono molto, molto intense e molto importanti. Poi la tradizione è che io in questa occasione le chieda 2014 il territorio Veneto. Sarà, temo, un anno di transizione, di sofferente transizione. Qualche luce in fondo al tunnel incomincia a vedersi, ma bisogna essere bravi a catturarla e soprattutto a fare in modo che non la prendano altri prima di noi. Molte associazioni danno i numeri, ci fanno vedere delle ricerche e ci dicono, fanno dei numeri, però il numero che a me fa più paura è che anche nel 2014 sono previsti posti di lavoro in meno. Sì, questo purtroppo è il dato più preoccupante e più drammatico. Anche il rapporto di Banca d'Italia segnala una ripresa dell'economia, ma questa ripresa non ha un'immediata ricaduta sul piano occupazionale. Cosa vuol dire in buona sostanza questo? Vuol dire che probabilmente le aziende venderanno un po' di più rispetto allo scorso anno, ma questa inversione di tendenza non è sufficiente per far ripartire il treno dell'occupazione. Allora facciamo un salto nella città di Mestre. Tanti ipermercati, tantissimi, bellissimi, ne aprono sempre, però quando si parla di aprire uno stadio per la pallacanestro, per il nuoto, per il calcio, tutto si ferma. Il tema della carenza delle infrastrutture, a Mestre in particolare, è un tema cruciale, anzi direi che è uno dei temi su cui la città si gioca il suo futuro. Si gioca il suo futuro non tanto in quanto Mestre, ma in quanto polo del Veneto. È evidente che avere una squadra, parlando del basket, in Serie A con ambizioni anche importanti e non avere il supporto di un adeguato palazzetto dello sport è un handicap non solo per la società in sé, è un handicap per tutto il territorio e potenzialmente per il Veneto. Lo stesso vale per l'area dello stadio. Il Marco Polo è un aeroporto in grande crescita e però se valutiamo l'unico aeroporto di queste dimensioni che intorno a sé non ha invece tutta una serie di infrastrutture come invece potrebbero esserci e come ci sono in tutti gli altri paesi d'Europa. Ci siamo dimenticati del casino, per dire che anche lì manca una struttura, manca una sede vera e propria. Sì, manca una struttura, però il casino in questo momento è impegnato in quella che viene definita la privatizzazione, più correttamente nella cessione ai privati della gestione del casino per una serie di anni. Il casino è una delle vittime principali della crisi. Il casino era una specie di bancomat della città di Venezia, era la società che consentiva attraverso i suoi proventi, per esempio, di non pagare l'IRPEF, di avere tutta una serie di risorse da spendere sul territorio. Oggi non è più così, i suoi incassi e la sua capacità di produrre risorse per la città sono drasticamente ridotti e quindi la scelta che ha fatto il Comune è quella di darlo in gestione ai privati. Se questo poi comporterà anche un suo sviluppo sul piano di una nuova struttura, questo vedremo. In questo momento mi sembra che l'esigenza principale sia trovare un acquirente e consentire a questa azienda di ritrovare un suo equilibrio economico. Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, un augurio al Veneto, al territorio? Io penso che questo territorio possa continuare a essere la locomotiva di questo paese, e questo è l'augurio che mi sento e credo che tutti dobbiamo farci. Certo, perché questo succeda ci vuole convinzione, capacità di mettersi in discussione, capacità di guardare avanti. Non sempre queste sono caratteristiche che nella classe dirigente del Veneto sono presenti. Grazie.